fermati, tu che stai guardando questo video e già mi stai insultando, fermati un attimo, fermati un secondo, perché guarda, metto la televisione, faccio vedere il video in questione e spiego. Un attimo solo, lo so che la tentazione di insultare è forte, ma è importante, il messaggio è importante più per te che per me, più per te che per me, anzi, questo va per gli anti-juventini, è importantissimo, allora lo faccio partire, siete pronti? Siete pronti? Benissimo. La palla è andata veramente dentro? Per il gol devono superare una serie di cose. E lui fa vedere tre cose, guardate, il modello della linea, e dice praticamente la parte importante è quella parte che sta a terra col gesso, e fa vedere che vedi ci sta una linea nera che rende la parte del gesso leggermente più stretta. Vedi? Notate la parte nera, la linea nera, che c'è, se la linea della Gold-Like Technology non può essere così. Fanno vedere questa cosa qua. Poi fa vedere la grandezza del pallone. Vabbè, qua continua a spiegare che la linea originale è più larga rispetto alla linea che ci ha fatto vedere la Gold-Line Technology. Calma, non insultate, un attimo solo, un momento. E che fretta c'è. Abbiamo visto questa cosa qua, andiamo avanti col video. La palla. Il modello della palla creata dalla Gold-Like Technology è più piccolo della palla originale. Qua fa vedere l'official Goal Line Replay, fa lo zoom e dice questa palla non si trova, fai vedere, facciamo fare un modello dalla palla. E già qua è una cacata, perché tu non puoi fare un modello su una palla in movimento e fai il modello virtuale e poi lo fai la comparazione. Non si può fare così. Fermi, non insultate, un momento, aspettate. Quindi lui fa vedere che la palla del replay fatto vedere dalla Goal Line Technology è più piccola. Poi la posizione della palla, attenzione, lui include, dice che la Goal Line Technology include anche le mani, il centro del pallone. Capur fa una cosa che sinceramente non capisco che stai facendo. Lui mette le tre cose insieme, la correzione della linea, la palla più grande e il centro della palla senza includere la mano. Mette tutte queste cose insieme, guardate, il centro della palla, la palla a grandezza originale sempre secondo lui, poi spiegherò bene, e dice, mostra tutto quello che noi credevamo, ci siamo creduti, che è finito, che non era gol, ok? No, fammi togliere la televisione da mezzo. Non si fa così. Non si fa così. Questo è il video di un tifoso dell'Atletico che rosica. E bisogna essere onesti. Questa è la differenza. Essere onesti sempre. Perché io mi rendo conto, quando succedono delle cose così, lo shock è forte e tu cerchi qualsiasi giustificazione. È capitato anche a me in diverse volte. Io cerco fino alla fine di essere obiettivo, ma l'essere tifoso molto spesso viene fuori, e quindi vediamo delle cose, specialmente negli episodi dubbi. Negli episodi dubbi, ragazzi, non c'è niente da fare. Io la vedrò in un modo e quello che tifa contro di me lo vedrà in un altro. Sugli episodi dubbi non c'è niente da fare, non troveremo mai un punto di contatto. Ma la cosa importante, esercito di anti-juventini come me, non facciamo confusione, non mettiamo questo calderone in mezzo di una serie assurda di Photoshop, di immagini non valide, di cacate, di fake news, di cose per fare solamente i click, per farsi condividere. A così non va buono, perché poi loro hanno ragione a ridere, a chiamarci visionari, a chiamarci falliti, eccetera, eccetera, perché hanno ragione. Perché se ti inventi una cosa del genere, quella cosa là, sei ridicolo. Ma per un motivo molto semplice. Io non mi metterò mai a fare la ricerca se è vero che il pallone era più grande. La soluzione è una sola. La palla all'interno c'ha un chip elettromagnetico. Quando supera la linea, cambia, ho letto, non è che lo sapevo, cambia il circuito elettromagnetico e viene mandato un segnale all'arbitro che dice è gol. Tutta la ricostruzione 3D avviene dopo per farlo vedere a noi in televisione, con 8 telecamere che fanno una serie di foto in sequenza e fanno poi la ricostruzione in 3D. Mettono il pallone che già è precostituito, l'immagine quella là, non è che in 15 secondi mi sa fa tutto su po'. Non dobbiamo essere ridicoli, dobbiamo essere onesti fino alla fine. Le cose che ci sembrano impossibili e sbagliate, come per me, ripeto, purtroppo mi dispiace,
il fallo di Chiellini all'ultimo attuto, dove Chiellini addirittura vuole il fallo a suo favore. Assurdissimo. Ma queste cose qua non le dobbiamo fare, perché poi rischiamo di far diventare anche gli episodi netti, inconfutabili, quelli che proprio non c'è niente da dire, cioè i fuorigioco di 6.000 metri, che ne so. Io non ho una memoria buona, io per questo faccio i video, per ricordarmi. Mi ricordo Catania, per esempio, ma è una delle tante. Rendiamo quegli episodi là, quelli clamorosi, inutili anche loro, perché se fai tutto questo casino con le immagini false, falsificate per creare confusione, eccetera, eccetera, loro ti dicono fate tutto e non si vedono, non analizzano quelle che effettivamente sono da analizzare. Ci rendiamo conto qual è il mio punto? Quindi il gol di Ronaldo è valido, è trasuto per 1 millimetro, 2 secondi. C'è stato, ma cazzo non me lo ricordo, ma c'è stato un gol non dato dove si vedeva la ricostruzione 3D, è stata in Serie A, ricostruzione 3D che si vedeva la palla fuori. Ma una roba proprio che dici com'è possibile? Che è completamente dentro, cioè completamente oltre la linea, non dato. Perché la tecnologia reagisce in questo modo. Mo parliamo di tecnologia in questo caso. La tecnologia non ha tifosi. Quindi non... Il VAR è diverso. Il VAR è comunque gestito da un uomo. Da vari uomini. E gli uomini sono corruttibili. Ma la goal line technology la lascerei stare, altrimenti non abbiamo più certezze. Se diciamo pure che spengono la goal line technology che fanno, diventiamo ridicoli e hanno ragione a dirci che siamo ridicoli. Da New York Valerio Fluido è tutto, quindi smettetela di fare un calderone e concentratevi, sto parlando sempre agli anti-juventini, no agli juventini, concentratevi sulle cose reali. Non parlate del fallo di Ronaldo su Godin, perché se fate... Immaginate la stessa azione Milik su Chiellini, voi avreste detto è gol regolare perché Milik salta bene, lo sovrasta, cerca solo la palla ed è gol regolare. Tra parentesi, quel gol sarebbe stato annullato in Serie A perché Chiellini ha subito il fallo. Ma è tutto. Questo era importante che vi dicessi questa cosa. Io sono Robin Hood. No, vabbè. Non fate confusione, non fate Photoshop, non fate chi sta perso pure un sacco di tempo per fare sto video. Forse voleva diventare famoso su Twitter, ma io non dirò chi è il nome suo, non me ne fotte proprio. Iscrivetevi al canale, fatemi questa cortesia. Ma si può pure fare il cuscino. No, dall'altra parte. Iscrizione al canale. Perché onestà, sempre, fino alla fine. Non cacate. Onestà.